Radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Sì, oddio, il concetto di seria è molto labile, perché ripeto, negli studi di Radio Libertà, vedere una mistress che presenta il proprio cane tenuto al guinzaglio, mi fa spaccare. Mi fanno scassare le tipe che dicono ma non so cucinare perché mia mamma non me l'ha insegnato. Scusami, perché tua mamma ti ha insegnato come fare i pompini? No, non è vero, sarà Gazza a farci chiudere. Anzi, secondo me sta già preparando le cose con la direzione per una dolce morte di questo programma. Andate a cagare tutti quanti. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Sta zitta. Io per esempio mi classifico come il primo degli anormali. Anzi, mi potrei dare al kebab senza nessun problema. Ciao Fiero, siccome stanotte abbiamo fatto le pazzie e io sono stremato, capito? Siamo tutti eredi del duce. È oggettivo. I nostri valori da mantenere. C'è la libertà, la figa e i piedini. Questa è un'idiozia. Dovete cancellare subito questo programma. Vergognatevi, maledetti! Ma adesso non da su Radio Libertà. Barbari eleganti. Buonasera a tutti, ci vedete in questa versione di coppia dei Barbari Eleganti, io e il cugino Vittorio, buonasera. Sì, buonasera a tutti, oggi... Non vi preoccupate per Matteo Gazzola che sta arrivando, è un po' in ritardo, è ancora spaventato per la puntata di lunedì scorso con la Mistress e lo Slave, però adesso arriva, insomma, è rimasto un po' scandalizzato, a ragion veduta, quando alla fine probabilmente abbiamo fatto la puntata più seria della storia di questo programma, cugino. Tra quello che abbiamo sparato nelle altre puntate, probabilmente sì. Sì, devo dire che tra vilipendio al Santo Padre, al Presidente della Repubblica... Ma quello lì cosa vuoi che sia? Richiesta di mandare in carcere certi ministri. Vabbè, ma anche quello cosa vuoi che sia? Robe che vanno contro qualsiasi principio di questa radio che noi abbiamo portato con orgoglio nelle puntate sopra questa radio. Devo dire che alla fine quella di lunedì scorso è stata una puntata anche abbastanza sobria, sì, tranne la parte che non avete visto di certe frustate che ci hanno dato poi a telecamere spente, ai microfoni spenti. Però innanzitutto volevamo ringraziarvi per i tanti messaggi e soprattutto per il record di visualizzazione che ha avuto la puntata di settimana scorsa, cugino, un grande successo. Sì, esattamente. Ci aspettavamo un successo che non dipende da noi, ovviamente, perché noi siamo solo due babbi, due babbi più il talebano, 3 babbi. Alla fine lo sappiamo che il successo è dovuto principalmente all'argomento, al topic della puntata di settimana scorsa, però aver contribuito anche in maniera minima a un piccolo successo per questa radio, devo dire che è per me un po' motivo di orgoglio. Sono soddisfazioni. Sono soddisfazioni. Va bene, con cosa iniziamo, cugino, questa Con cosa iniziamo? puntata? Dai, direi di iniziare con qualcosa di sobrio, perché poi il grosso ce lo teniamo per Gazzola. Allora, cugino, Philip Lane. Philip Lane ha aperto un hotel a Milano. Philip Lane nel suo hotel Milano diventa Dubai con la pizza allo champagne da 1.400 euro. Philip Lane ha inaugurato nell'ex spazio Crizia di via Manin un luogo massimalista all'estremo, dotato di 16 suite, 3 ristoranti, italiano, giapponese e ovviamente vegano, e un beach club, un concept che intende esportare nel mondo. E già a Dubai ne vogliono aprire uno. Cugino, ora... Noi, un paio di puntate fa, io ho insultato il Crazy Pizza di Briatore, non tanto per una questione... Malissimo.
Ma perché ho detto, ormai non se ne può più di tutti questi influencer, di tutti questi improvvisati imprenditori. Adesso Philip Plain è un grande nome del mondo della moda, però di tutti questi qua arrivano... Briatore non lo è, cugino, Beh, dai. del mondo della moda no, cugino. Del mondo della moda no, però del mondo, diciamo, del... Ma sì, ma più che altro tutta questa gente che arriva nel mondo della ristorazione prende e con la scusa di regalarti l'experience ti dà una sola, come si dice a Roma. Cioè, insomma, ti fa pagare in modo spropositato qualcosa che in un ristorante normale, poco fuori da Milano, pagheresti 7 euro. Adesso arriva pure sta pizza allo champagne da 1.400 euro, che per carità, anche se ci hai messo lo champagne più buono del mondo, insomma, che dici? Beh, cugino, non esageriamo, cioè comunque... che non è nessuno obbliga nessuno ad andarci, c'è una libertà di scelta, poi ognuno fa quello che vuole, cioè, lo considero molto meglio questo che ne so, Donato lo Smollicato che è diventato ad aperto delle attività per robe banali, e i panini che fa mi fanno venire orrore, cioè per le robe. Ma in realtà li ho mangiati, sono dei panini normalissimi, solo che sai, soprattutto a Milano, perché ormai Milano è diventata la capitale degli influencer, cioè la capitale di tutto ciò che nel resto d'Italia non si cagherebbe nessuno, ma solo perché sei a Milano arriva l'influencer e ti fa la storia, allora diventa l'experience che ti vendono e trovano la scusa per, insomma, per fotterti i soldi, dai, possiamo dirlo, è tutto un modo per fottere i soldi ai consumatori, dai. Ma il metodo Vanna Marchi, cioè c'è chi merita di essere truffato. No, ma per carità, allora se lo uno sai va a che... spendere 1.400 euro per la pizza, lì lo stupido non è di certo Philip Plain, cioè, no, ma certo, lui è un genio. Mi sembra un genio, cioè più che, anzi va elogiato per essere un genio e portare clienti, se ci riuscirà. Chi va a spendere 1.400 euro per l'experience di mangiare nell'hotel di Philip Plain la pizza allo champagne sono cavoli suoi, cioè sono cavoli suoi. Assolutamente. Però vabbè, insomma, come sempre, solito discorso liberale che Scognamiglio non aveva capito l'altra volta. Nessuno tocca la libertà di scelta, siamo nel libero mercato e il libero mercato permette anche ai consumatori di esprimere libertà di critica. Ma non l'hai portata la Nutella vegana, cugino? No, tra l'altro volevo portare la Nutella vegana che ho comprato, però non ho resistito, alla fine me la sono assaggiata io da solo, non ho resistito, devo dire è buona la Nutella vegana, sa esattamente dell'alta Nutella. Tra l'altro non so se conosci l'applicazione Yuka, che è un'applicazione che ti permette di vedere i valori nutrizionali di un alimento, cioè non di un alimento, di un prodotto, e ti dice quali sono gli additivi che ha, se ha troppi zuccheri, troppi grassi, e poi ti dà una valutazione. Ecco, io ovviamente non per fare pubblicità a nessuno, non siamo pagati da nessuno e tutto, purtroppo ho qui l'applicazione Yuka che non si vede perché qua siamo sottoterra e internet non prende. Ho detto vabbè, la Nutella vegana in teoria ti dice vegana, quindi sarà più salutare della Nutella normale. Ho preso la Nutella vegana, ho detto non mi aspettavo questi grandi risultati, sicuramente sarà una valutazione bassa, però vabbè, mi aspetto che la Nutella vegana abbia una valutazione più alta. E invece no, perché la Nutella vegana, l'applicazione me la segna a 24 su 100, poi ho preso la Nutella normale e me la segna a 30 su 100, cioè la Nutella normale, secondo i valori nutrizionali, i grassi, gli zuccheri e l'energia, è più salutare della Nutella vegana. Questa cosa io la trovo meravigliosa, cioè ti fa capire che alla fine, come al solito, è tutta una trovata di marketing, più che altro per alzare quel barattolo di Nutella che magari di solito ti costa 3,50 €, quel che lei a 4 no, invece euro costa quasi 5 euro un barattolo. Quella vegana? Sì, quella vegana, un barattolo più così. Abbiamo una chiamata. Buonasera. Siete due deficienti. Allora, ma scusi, ma lei chi è? Ma come si permette? Secondo me questo lì ha l'aria di essere un troll. Ha l'aria di essere un troll. Voi non capite un cazzo, non potete dire sì, ognuno fa quello che vuole, ma se fa quella roba lì è un coglione. Oddio, vogliamo ritornare alla discussione della prima puntata, Scogna? Assolutamente sì. Madonna. Vittorio, la cosa peggiore è Vittorio è peggio di te, e
lo smollicato che ha aperto il panino, ma che fa anche ore, ma sti cazzi, ma qual è il problema? Non lo vuoi mangiare, non lo mangi. Ma non puoi dire che ti lo fai un coglione. Ma Scogna, ma c'è il diritto di critica in questo paese? C'è il diritto di critica nel libero Posso dire mercato? che sei un coglione, Scogna? Io te lo voglio dire forte e chiaro. Stiamo calmi. Sei un coglione, Scogna. Sei un coglione. No, io mi scuso con gli spettatori e mi scuso con la redazione di Radio Libertà, anzi la ringrazio dopo la puntata di settimana scorsa per non averci ancora cancellato il programma. Scogna, ma cosa vuoi? Ma perché ci disturbi così? Vitto, com'è il tempo, Leo? Ma basta! Meglio di quello che ci sarà a Mosca, stai tranquillo. Vabbè, andate a cagare. Ma no, Scogna, vuoi restare qua in chiamata con noi? No. Ma come no? Beh, eccolo, guarda, maledetto. Vabbè, Il solito troll, per chi non se ne fosse accorto, questo era Luca Trollamiglio, possiamo chiamarlo così? Bisogna chiamarlo Luca così. Trollamiglio. E dopo Luca Trollamiglio andiamo con la prima canzone, il mio amatissimo David Bowie con Suffragette City. Leave me alone, you know. Hey man, well Henry, get off the phone. I got to hey man, I got to straight on my face. This mellow fat chick just put my spine out of place. Hey man, my school is insane. Hey man, my work's down the drain. Hey man, well she's a total blam blam. She said she had to squeeze it, but she, and then she, oh, don't lean on me, man, cause you can't afford the ticket. Back from Suffragette City. Oh, don't lean on me, man, cause you ain't got time to check it. You know my Suffragette City. It's out of sight. So it's alright. Hey, man. I hear it, don't be unkind, go away. Hey, man. I can't take you this time, no way. Hey, man. Did you don't crash here? There's only room for one. Here she comes, Oh, don't lean on me, man, cause you can't afford the ticket. Back from Suffragette City. Oh, don't lean on me, man, cause you ain't got time to check it. You know my Suffragette City is out of sight. It's alright. I'll get me. Oh, lean on me, man, cause you can't afford the ticket. Back from Suffragette City. Oh, don't lean on me, man, cause you ain't got time to check it. You know my Suffragette City. Don't lean on me, man, cause you can't afford the ticket. Back from Suffragette City. Don't lean on me, man, cause you ain't got time to check it. You know my Suffragette City. Who's out of sight. Whoa, it's alright. A Suffragette City. A Suffragette City. I'm back on Suffragette City. I'm back on Suffragette City. Oh, a Suffragette City. Oh, a Suffragette City. Rieccoci su Radio Libertà con i Barbari Eleganti, con un Gazzola che ancora non si fa vedere, ma lo vogliamo chiamare a gran voce? Ma piuttosto dire che è un maledetto, cioè gran voce. Ma assolutamente cioè... sì, anzi cugino, io gli farei anche una chiamata, vogliamo chiamarlo in diretta? Proviamo a chiamarlo in diretta, cugino. Prego, no, cugino. Vai, Beh, il mio non si sente. Sì, ma sto registrando col Ma mio. il mio non si sente, cugino. Sì, vabbè, col mio non si sente. Ci provo io, vai, io. Tu. Allora, proviamo a chiamare il maledetto Gaz, vediamo cosa succede. Adesso vuoi vedere che non risponde. Oh. Buonasera Gazzola, è in diretta radio su Radio Libertà. Vuole spiegare ai nostri ascoltatori perché non è qui in questo momento? Buongiorno, no, semplicemente perché a differenza di quei due lì che stanno cazzeggiando in radio, il sottoscritto lavora. Vabbè, cosa c'entra? Anche noi, vabbè, adesso anche noi lavoriamo, no, però il buon Vito qua si è fatto mettere di turno di mattina. Io ho saltato una lezione all'università, che oggi è il mio primo giorno del terzo anno di università, per venire qui
insomma, un po' di rispetto per chi è qui a fare uno show. Certo, no, assolutamente, ma anche per chi lavora. Infatti salutiamo gli amici da casa che lavorano e ci stanno ascoltando nonostante tutto. Ma lei, dottor Gazzola, può garantire che non ha deciso di saltare perché aveva paura dopo la puntata di settimana scorsa di quello che poteva succedere anche questa settimana? No, a parte che io non so neanche cosa sia successo la settimana scorsa, non ne voglio sapere, ma sicuramente no, non ho paura perché sto lavorando. Allora dimostri di non aver paura, le diamo 5 minuti per venire qua. Se lei è un vero uomo, in 5 minuti scende e viene. Va bene, ci riaggiorniamo. Ci riaggiorniamo. Noi intanto andiamo avanti senza di lei. Sei un maledetto bolscevico, Gazzola. Andate avanti. Noi andiamo avanti. Va bene, andate avanti pure. Saluta gli ascoltatori di Radio Libertà. Ciao a tutti. Ecco. Un saluto, devo dire, molto sobrio, molto, molto alla Gazzola. Allora, cosa abbiamo qua? Qualche altra notizia? Direi di andare sempre belli soft, perché dopo settimana scorsa non vorrei esagerare, dai. Allora, cugino di Philip Lane. Il bimbo lupo? Il bimbo lupo? Dai, cugino, dacci la tua opinione. Il caso del bambino che si sente un lupo. Cos'è la disforia di specie e come si manifesta? In Scozia un bambino ha affermato di essere affetto dalla disforia di specie, una condizione in cui le persone non si riconoscono nella propria specie di nascita. Il bambino si sente un lupo e la sua scuola lo sostiene, generando polemiche e interrogativi sulla sua natura di questa condizione. Secondo il neuropsicologo Tommy McKay, intervistato dal quotidiano britannico Daily Mail, non esiste una condizione clinica denominata disforia di specie. Vabbè, che non esiste. Allora, è un furry. Sì, è un furry. Allora, che non esistesse una condizione clinica per la quale un essere umano si possa davvero sentire un animale, a questo ci potevamo arrivare. Il buon Gazzola qua direbbe che è tutto un mondo al contrario e che se permettiamo anche questo, poi non c'è più religione, chissà dove andiamo a finire. Cugino, la tua opinione su questa cosa? Ma è un furry, quindi cos'è che ti devo dire? Cioè, si sente di vestirsi da lupo, di fare il lupo, lo faccia a casa sua, cioè, liberissimo di farlo. Cioè, in una scuola dovrebbe esserci, quantomeno, dato che rompono le scatole per come ti devi comportare, per come ti devi vestire, per... Certo. Posso inventarmi pure io domani che mi sento che cavolo ne so, un orso e vado in giro a dire che sono un orso. Beh, ma no, così non andrebbe più bene la domanda: ma preferiresti passare la notte in una foresta con un uomo o con un orso? Nel tuo caso si avrebbero tutte e due le cose. Beh, diciamo che è abbastanza probabile che tutte quelle che hanno risposto a quella domanda, sia l'uomo che l'orso, preferirebbero stare insieme rispetto che beh, certo, stare con quelle pazze psicopatiche. Beh, assolutamente sì, assolutamente sì. La scuola del bambino ha scelto di osservare le linee guida del governo scozzese, denominate GIRFEC, Getting It Right for Every Child, che mirano a supportare gli alunni indipendentemente dagli ostacoli all'apprendimento e dalle sfide che devono affrontare. Ho capito, ma possiamo chiamare ostacolo all'apprendimento il fatto che un bambino si senta un lupo? Allora, la scuola ha anche rispettato la cosiddetta ruota del benessere, uno schema che sottolinea l'importanza di aiutare i bambini a superare le disuguaglianze e di garantire che vengano ascoltati nelle decisioni che riguardano la loro vita, con adeguato supporto dove ritenuto opportuno. Ma il bambino qui da grande cosa vuole fare? Andare ad ammazzare pecore e non lo so, cioè, che ambizioni ha il pargolo per la sua vita, per il suo futuro? Insomma, o diventare un campione di furry, andare alle fiere. Certo, noi tra l'altro dei Fury avevamo parlato anche nella prima o all'inizio della seconda stagione, che c'era stato un raduno a Berlino con tutte queste cose e ovviamente si faceva anche una correlazione con quello che è il Pride, perché molto spesso al Pride, cugino, noi che siamo degli habitué, vediamo... Un anno ci sei andato un abitué. Vabbè, adesso non è che gli ascoltatori si ricordano tutto. Comunque, che a volte si vedono persone, un po' come era lo Slave di settimana scorsa, con questa maschera da cane che si fanno trattare da cani. Cioè, secondo te c'è qualcosa? È tutto nel grande marasma della comunità LGBT oppure... Secondo me no, cioè...
almeno sicuramente non paragonabile al bimbo lupo, al bimbo lupo, al ragazzo lì, al ragazzo che è uscito dal libro della giungla, insomma. Beh, certo. Quello che posso dire è che secondo me no, cioè, perché secondo me nella comunità furry è quello che non per forza un'attinenza che può essere sessuale, quindi direi che non certo, c'è una correlazione con... Quella gliela diamo sempre noi che abbiamo la mente malata, caro cugino. Vabbè, quello ovviamente, cugino. Vabbè, cugino, vogliamo andare con l'audio di Scogna? Dai, prima della... però prima un ascoltatore scrive, allora, Vitto, dici che tempo fa Leopoli? Non so chi l'abbia scritto, però è arrivato Sì. questo messaggio. Sempre i soliti troll, mannaggia. Esatto. Allora, abbiamo l'audio di Scogna a proposito di troll. Esatto. Io direi di farlo andare lo stesso. Si può? Vai, regia. Buonasera a tutti. Ecco, Io buonasera. ho una domanda da porvi, Sì. ovvero al mattino voi come fate colazione? Male. Vi spiego la mia. Io mi siedo a tavola, prendo dello yogurt bianco zero, prodotto da un'azienda che si trova in un territorio bellissimo, che purtroppo è brutalmente occupato da parte della Repubblica Italiana, ovvero Vipiteno in Südtirol. Ma no! Metto sopra del marmellato, del burro d'arachidi e Sì. infine ci metto anche dei cereali. E chi se ne E frega? mentre gusto la mia colazione, leggo delle notizie. Sì. E sono capitato su una notizia che mi ha fatto particolarmente incazzare. Ecco. La notizia parlava dei fondi pubblici del Ministero della Cultura ai progetti cinematografici. E già questa cosa fa impazzire, ma vabbè. E in particolare su un film, un cartone animato. Sì. Di questo cartone animato c'è il trailer. Il trailer dura 1 minuto e mezzo. In questo 1 minuto e mezzo si sente solamente una persona vagamente simile a Luca Abete di Striscia la Notizia che canta e urla "papizzati anche tu", che non so cosa voglia dire, Papizzati col anche Papa tu. non c'entra nulla, e anzi vorrei ricordare che a noi il Papa sta sui coglioni. Non è vero, no, dai. E io mi dico, questo trailer non è brutto, è proprio disturbante. Sì. E ti crea del disagio. Anzi, se una persona soffre di crisi epilettiche, probabilmente ci rimane secco nel vedere un trailer del genere. Bah. Ma io dico che il Ministero della Cultura finanzi a fondo perduto dei progetti culturali mi sta anche bene. Ma sì. Non per forza la cultura deve prevedere un rientro economico, ma queste cose vanno fatte con un senso. Ma Dio mio, ma rendiamo gratuiti i musei nazionali per le persone fino ai 25 anni, come accade in altri paesi europei. Rendiamo accessibile la cultura e il nostro patrimonio culturale a tutte quelle persone che non possono godere o al momento non godono della ricchezza che abbiamo all'interno del nostro paese. Ma perché dobbiamo buttare soldi in questi progetti del cavolo? Io non lo so. Poi sulla questione, su questa questione specifica non ce l'ho neanche tanto su l'ex ministro, e non capite la mia goduria nel dire ex ministro Sangiuliano, perché è comunque una cosa che tutti i vari ministri, tutti i vari governi hanno fatto. Ma per quale ragione dobbiamo buttare i soldi in questo modo? In questi casi mi viene in mente solo e soltanto una persona, Javier Milei. Afuera! Beh, dai, beh, insomma, cugino. Allora, vogliamo prima vedere questo trailer, Se proprio dobbiamo, questa cugino. animazione e poi commentarla. Si può da YouTube. Ok, apriamo. Ok, se possiamo inquadrare lo schermo. Ok. Papizzati anche tu e lascia andare la follia. Dai, papizzati anche Ma tu. che... Ma cos'è sta roba? La follia. La follia. La follia, 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 la follia. Ma cos'è? Ma è Jimi Hendrix? Papizzati anche tu. Papizzati anche tu e lascia andare la follia. Pop Music, Animation for Fashion, dal 26 settembre, solo al cinema. Dai, papizzati anche tu. Papizzati anche tu. Ma cos'è? Sembra Barbie. Sembrano le Wix. Se tutti diventiamo matti, poi Ma tutti probabilmente sembreremo su The Sims normali. c'è Beh, migliore sì. risultato dell'animazione. Poi tutti sembreremo normali. Ma cos'è? Ma è disturbante. La follia, la follia, la follia.
Vabbè, direi che così può andare bene, può bastare. Ma devo dire che aveva ragione riguardo alle crisi epilettiche. Cioè, ma veramente, ma mi state dicendo davvero che è stato finanziato con i soldi pubblici? Posso dire solamente una cosa, cioè chiunque abbia deciso di dare del denaro dei contribuenti, perché smettiamolo di chiamare soldi pubblici, sono denaro dei contribuenti che arriva dalle tasse, per questa schifezza la gente che ha preso questa decisione va arrestata! No, vabbè, adesso... Va arrestata! Vabbè, questo è un po' esagerato, cugino. È però... un criminale! No, vabbè, dai, i criminali sono quelli che stuprano, che delinquono, che rubano, dai, non puoi... Sono quasi allo stesso livello. Ma no, dai, no, va bene che usare male i soldi dei contribuenti dovrebbe essere considerato furto, come l'evasione fiscale, però adesso dire che vanno arrestati... Assolutamente. Mamma mia. Bene, e dopo questo delirio direi di andare con la seconda canzone, Eminem con Fuel. Come to my side of town. Lately it's Look, been going. All of my niggas gon' ride with it in the pocket to rock it like Kelly Mom. Mama told me the power was in the tongue, but it probably ain't powerful as a gun. All of you little cowards get devoured. I'm giving out flowers to anyone. I ain't been out the house in a minute, cause I ain't with it if the money is miniature. I've been minding my business, I'm business minded. I've been spending some time with the minister, cause them niggas spinning shit and still sinning in the city of God and the sinister. Try to pray and repent in a synagogue or a mosque, a temple, a church. Them brown skin cinnamon niggas hurting and murders a common courtesy for certainly. RPB on the shirt, search, lurk, murk, squirt, dirt, first. My nigga doing 4+8 without a court date. Talked the other day, he say he doing okay. He good, he gaining weight, then got a sharp shake. He made, he say they play, they gotta partake. Homie got a heart full of hate and a face full of war paint. Eyes all red, full of rage, and it's hard to escape from a dark place. East side niggas from the A, niggas all ages. Trying to sell a pound of the dog cage. All the OGs round town was all age. Danger, sex, and drugs, sex and all rated. Danger, sex, and drugs should be outrageous. But don't get this shit fucked up, my boy, you lucked up once to get doubled up. By dribbling and pass it to the cup and triple double it, get to the basket, get the cash and cuddle up, cover up, bundle up, batter up. Talk a lot of smack and I can back it up. Shout it wanna shack it up. I can put a puss on a platter like a platypus. Snap a head, nigga, hair natted up. I said, Barbara, nigga, tatted up. I won't argue, nigga, mad at fuck, cause they ain't compatible. I'm finna catapult, but niggas know it's going. Run out of fuel. I won't. What the fuck y'all gonna do if I don't run out of fuel? Run out of fuel. Let's get the fuck. For a couple decades, been letting this text ring from that day that I met Dre. So you live on the catch strays from the second you press play. I suggest they do not test like an essay, cause like where my homies out west day, we can just say I'm like an R-A-P-E-R. Got so many essays. Wait, he didn't just spell the word rapper and leave out a P, did he? Yep, R.P. rest in peace. Biggie and Pac, both of y'all should be living. Yep, but I ain't trying to beef with him, cause he might put a hit on me like KVD. Get him. That's the only way you're gonna be killing me. Ain't gonna be on no beat, silly. I beat the beat, silly, on the grind like teeth gritting. Call me obesity. You think it's overweight? It's just me getting this me, and it ain't gonna be pretty. Used to be a tall, then I grew a little each day till I became God like James Todd. Now your arms are too short to be K-Bro. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Rieccoci su Radio Libertà con i barbari eleganti. Cugino, che vogliamo fare? Allora, innanzitutto fammi dire incredibile il nuovo album di Eminem, The Death of Slim Shady, da cui abbiamo tratto questo pezzo, in cui c'è un gancio per parlare del prossimo argomento, cioè il noto Puff Daddy o la P. notizia più importante del mondo. Io, quando ero bambino e ascoltavo TikTok di Kesha, mi sono sempre chiesto cosa significa wake up in the morning feeling like P. Daddy. Adesso finalmente l'ho capito, possiamo dire. Ecco, e appunto per parlare di Puff Daddy, cioè del suo arresto avvenuto dopo le varie denunce arrivate a cascata dopo la prima dell'ex fidanzata Cassie Ventura. Sì. E appunto Puff Daddy è stato starà vivendo una brutta avventura in carcere. Adesso faccio la parte di Gazza con le sue battute di merda, diciamo. E appunto è stato arrestato relativamente poco tempo fa
e stanno arrivando delle notizie su cose, cioè anche dei reati che avrebbe commesso, che vanno dall'abuso di minori alle violenze. E, sì, insomma, nulla di nuovo per Hollywood, da quello che sappiamo. Nei suoi famosi White Party. Ma perché erano tutti bianchi i partecipanti, per quello? Sì, non proprio lo stesso Diddy non era proprio bianco, e c'è anche una lista di presunte persone che potevano essere a conoscenza dei fatti, diciamo i più famosi che sono usciti in questi giorni. Non è uscita Kamala Harris? No, nonostante voi maledetti trampiani di ferro cerchiate di metterla in mezzo. Allora, questo weekend io e il buon Vito abbiamo avuto uno scontro verbale, ma perché io non mi ricordo dove, probabilmente su una delle tante pagine Instagram trampiane che seguo, avevo letto che tra questi nomi c'erano anche i coniugi Obama, i coniugi Clinton e Kamala Harris. Allora ho detto vabbè, cioè non è che l'ho presa per vera, però ho detto vabbè, insomma, considerando i democratici, considerando Bill Clinton, infatti non ci sono foto di Trump tutto abbracciato a casa di Puff Daddy insieme qua nella lista il nome di del presidente Donald J. Trump non lo leggo, cugino. Poi al massimo quelle sono cioè sono diffamazioni che fai tu a mezzo stampa e ti prendi tutte le responsabilità penali e pure civili al posto della radio. Comunque direi di dare una breve lettura un pochettino dei nomi che sono coinvolti. Quindi abbiamo Russell Simmons, Megan Fox, Megan Fox, insomma, Leonardo DiCaprio, diciamo, lui era scontatissimo. Il buon Leo, dai, che salutiamo. Lo sanno tutti che Leo ha 25 anni, arriva alla data di scadenza delle sue fidanzate, quindi le cerca più giovani per avere relazioni. Ma tra l'altro io ho visto Vittoria Ceretti molto impegnata nella Fashion Week settimana scorsa, ma li ha già raggiunti 25 anni o... secondo me non ha controllato bene il certificato di nascita, esatto. Perché secondo me li ha già superati da un bel po'. Vabbè, dove non arriva il certificato di nascita arriva P. Diddy, possiamo dirlo. Esatto. Poi abbiamo Aston Kutcher, anche lui grande, che io apprezzo fin dai tempi. Paris Hilton, Howard Stern, Russell Brand, che oltretutto non mi sorprende, cioè io uno svitato totale con tutte le sue teorie Novax, pro Putin. Come Gazzola sostanzialmente. Un po' come Gazzola, ecco, sì, esatto. LeBron James, fatemi dire che qui secondo me è abbastanza vero, cioè anzi chiederei all'NBA di togliere tutti i trofei che ha vinto singolarmente, di togliere i Cleveland Cavaliers, Miami Heat e Los Angeles Lakers i titoli vinti da LeBron, e comunque Michael è il GOAT. Jennifer Lopez, che era anche la ex di P. Diddy, Kevin Hart, probabilmente lui date le dimensioni, l'altezza, probabilmente è stato scambiato per un bambino e portato lì, quindi... Chris Brown, Rihanna, poi quelli forse più importanti di tutti, cioè Jay-Z e Beyoncé, quelli che sono, diciamo, essere i complici principali di Puff Daddy. Poi abbiamo Usher, che diciamo è stato un po' l'allievo preso da Puff Daddy. Ma li conosci tutti i nomi di questa lista? Ma non è che c'eri anche tu? Non è che c'eri anche tu? Non nego e non confermo. Ma no, ma come? Akon e Snoop Dogg, maledetto, vergognati. Ma Snoop Dogg probabilmente era talmente fatto che non si rendeva conto di essere lì. Per aver tradito tuo fratello, per aver tradito Tupac, vergognati, perché io sì, lo dico, Puff Daddy ha ucciso Tupac e non mi vergogno di dirlo. E non ho paura. Allora, Vittorio Le Donne si prende tutta la responsabilità penale, ripeto, anche civile al posto della radio, per le parole appena dette. Poi Naomi Campbell e diciamo molti altri. Cioè, speriamo... And so on, and so many. Insomma, speriamo non mettano in mezzo il grandissimo Flavio Briatore, vista la presenza della sua ex moglie. E comunque tuo cugino, tu hai... qualche pensiero su questo fatto di cronaca? Ma no, onestamente tu conoscevi tutti i nomi della lista, io a parte DiCaprio, Beyoncé, insomma non sono uno che frequenta questi ambienti. È vero che siamo stati invitati al play party, però tra l'altro abbiamo fatto il sondaggio e nessuno ci ha ancora risposto se vogliono o meno la diretta dei Barbe Eleganti al play party. Noi questo sabato non ci possiamo andare perché saremo a Pontida a dormire in tenda e a fare la baldoria, però in merito a questa vicenda non lo so, cugino, non lo so. Onestamente... ti ripeto, io ho scoperto solo l'altro giorno chi fosse P. Diddy, quindi che vuoi? Mi sembra la solita roba di Hollywood, cioè come abbiamo visto per Weinstein, adesso lo vediamo anche per lui.
non mi stupisce. Diciamo che qui più le assonanze, più che sul caso Weinstein, sono sul caso Jeffrey Epstein. Perché... Ecco, esatto, anche Epstein. Cioè, cugino, quando ti dicono... Ora ti faccio una domanda un po' controversa. Un attimo che prima bevo. Scusate. Che signorino della Cattolica. Ecco. Stavo dicendo... Scusate. Allora, cugino... No, perché è una domanda molto seria e molto importante. Quando vedi i soliti commenti dei soliti complottari, magari sul sito blu, no, il sito blu suona male, sul social network blu, il social network preferito dei boomer, Facebook, quello dove settimana scorsa abbiamo fatto 1200 visualizzazioni per la diretta con la mistress. Quando ti dicono, ma sì, sono le solite robe dei pedosatanisti, quando dicono questa parola, pedosatanisti magari dei Rothschild, dei Rockefeller, della massoneria che ci buttano sempre dentro roba, del Vaticano ci buttano dentro e dicono queste parole, tu che ne pensi? Penso che questo sia il tremendo effetto di un attacco contro l'Occidente, sì, portato volontariamente dallo Stato canaglia russo, guidato da quell'essere immondo che porta il nome di Vladimir Putin, contro l'Occidente, perché va a prendere un target di persone ben specifico, che va dai 40 ai 60 anni più o meno, di boomer, sì, che credono a qualsiasi cosa leggano su internet. Beh, allora fai dai 60 anni, dai 60 agli 80 ma anche 40, fidati, anche 40, e che non sanno neanche di cosa stanno parlando, cioè ci mettono insieme un mix di antisemitismo represso, sì, perché guarda caso le famiglie poi sono tutte di famiglie di religione ebraica, cioè i Rothschild, sì, insomma sono sempre loro che mettono in mezzo satanismo a caso, cioè che non vuol dire, che cosa vuol dire poi, cioè ci vedono... esatto, no, volevo la tua opinione in merito a questo, perché tu ti sei sempre mostrato molto vicino al maligno. Beh, non è essere vicino al maligno, l'hai dimostrato in tutti i modi di essere vicino al maligno. Partiamo da una piccola cugino. considerazione, cioè io sono ateo, io a differenza di un vecchio che ha come dire opinioni aberranti sull'aborto, ma no, non credo che una vergine sia stata messa incinta. Ecco, volevo farti commentare appunto per questo le parole, aspetta, le parole del Santo Padre. Ci arrivo, prego. L'unica cosa che devo dire, cioè, che cosa vi aspettate, cioè, a chiedere opinioni sull'aborto a un vecchio che crede che una donna sia stata messa... È il Santo Padre. Un vecchio che crede che una donna sia stata messa incinta da uno spirito divino. Ma quella è la teologia, cosa c'entra? Questo è quello che succede. Sono cose domande che non dovete fare. Non è una sua pertinenza. Si occupi di altro, perché ha tante beghe a cui pensare quest'uomo. Sì, tutta la beneficenza che fa la Chiesa Cattolica, sì. L'aiuto ai poveri. Diciamo che mi ha sorpreso non vedere il suo nome nella lista di No, io non mi posso non dissociare da quello che hai appena detto, Vittorio. Cazzo, cugino, abbiamo fatto una puntata seria settimana scorsa, ora non puoi dire che ti sorprendi per il fatto che il Papa Francesco non sia nella lista. Prendo assolutamente. Mi dissocio a nome di Radio Libertà e ripeto per la terza volta, ti assumi tutta la responsabilità civile, penale, processuale, amministrativa, militare, sì, va bene, ecclesiastica, canonica, tutte le tipi di responsabilità. Sì, va bene, al massimo mi arrestano, quindi va bene così, insomma. Direttore, scusaci. Stavo dicendo, cioè riguardo questi hanno mai letto qualcosa, non lo so, quello che loro credono sia satanismo, ma ci mettono insieme un sacco di robe, da credenze ancestrali, celtiche, che non c'entrano nulla con quello che riguarda striti strani, alieni. Ecco. Anzi, io andrei, guarda, dato che ci sei tu, sul sito dei terrapiattisti, appunto, diciamo, che è un po' la patria di questi boomer. Devo spiegare questa cosa. Di questi boomer, per leggere qualcosa di quello che dicono. Allora, devo spiegare questa cosa. Io per divertirmi, e solo per divertirmi, un paio di settimane fa sono entrato in un gruppo Facebook che si chiama Terrapiattisti Italia, perché volevo vedere un po' cosa pubblicavano, ovviamente, non perché sono terrapiattista. Assolutamente no.
E quindi, solo che una volta dentro sono rimasto un po' deluso, perché ho visto che erano più gente che prendeva per il culo i terrapiattisti rispetto a terrapiattisti veri. Qualche cosa bella c'era, qualche cosa... però no, per la maggior parte prese per il culo ai terrapiattisti. Adesso ho mandato un po' di roba a Scognamiglio, vediamo che... vabbè sì, contro le multinazionali farmaceutiche... Ecco, questa è bellissima. Allora, possiamo fare... no, vabbè, anzi, facciamo così. Facciamo una cosa un po' più seria, perché noi qua siamo professionali, a differenza di Gazzola. Allora, l'ho mandata su WhatsApp, se possiamo aprirla da WhatsApp. Eccola qua. Queste sono le robe che girano nei gruppi dei terrapiattisti. Allora... è stato sulla Luna, ha fatto 5 foto, è stato al bagno, ha fatto 105 foto. Questa, secondo loro, è la dimostrazione che l'uomo non è mai stato sulla Luna. Ora, ci sono prove molto più convincenti in merito al fatto che l'uomo non sia mai stato sulla Luna, ma questa non è una di quelle. No, ovviamente sto scherzando. Sì, no, ma poi... cioè io non... veramente, cioè, il mio invito a queste persone qui è di andare nello spazio, verificare che effettivamente la Terra non sia piatta, chiedete pure a Samantha Cristoforetti, un grande orgoglio nazionale. Astro Samantha. Esatto. E poi se proprio non ci credete, cioè usciteci, toglietevi pure il casco, tanto se per voi è tutta una finzione, e vediamo se è una finzione, vediamo, voglio vedere poi cosa fate. Cioè lo sappiamo tutti cosa succede, però vorrei proprio entrare nella vostra testa in quel momento e capire che tutto quello che avete creduto nella vita erano sciocchezze. Bellissimo, ecco, bellissimo. Ne abbiamo anche un altro, invece questo riguarda proprio il fatto che la Terra sia piatta, che dice: se la Terra fosse sferica, un sottomarino che viaggia in immersione in linea retta tornerebbe in superficie. Questo non accade semplicemente perché la Terra non è sferica. Scacco matto, terrapallari. Loro li chiamano, quelli che credono al fatto che la Terra sia tonda li chiamano terrapallari. Io trovo questa cosa meravigliosa. Questo forse è l'aspetto più bello, più divertente. Che dici, cugino? No, veramente, cioè questi è un gruppo di analfabeti funzionali che inarrivabile, cioè perché qui in Italia abbiamo veramente di tutto, sì. Dai Novax ai terrapiattisti, a quell'altri che credono alle teorie del complotto sataniste, i rettiliani, quelli che credono negli alieni che hanno creato il mondo. Cioè, questo è l'esempio e la dimostrazione palpabile che questo paese è irrimediabilmente finito, va raso al suolo e ricostruito dalle fondamenta. Che soprattutto che la democrazia... No, ma non sono sul Gascognamiglio. Che la democrazia... Ma la democrazia funziona nei paesi dove non ci sono tutti questi terrapiattisti e questi analfabeti funzionali. La democrazia è meravigliosa, è bellissima. Vi prego, quando andate a scuola, genitori, io vi imploro, per non avere una prossima generazione di analfabeti funzionali simili, purtroppo ci arriveremo, dato i numeri di Temptation Island. Cosa c'entra? Anch'io guardo Temptation Island, ma non sono un terrapiattista. Infatti sei iscritto a quel gruppo. Ma non è vero. Ma sì, ma cosa c'entra? Va per ridere. Sì? No, vabbè. E il punto fondamentale è fateli studiare, non fateli diventare dei cinquantenni ignoranti che credono a queste cavolate russe. Ma perché Russia? Ma cosa c'entra la Russia? Ma è palese che questi qui mandino dei bot cosa c'entra? Ma è palese che questi qui mandino dei bot per rovinare e distruggere l'Occidente, cioè è palese, sono tutti collegati, guarda caso, vai a chiedere a tutti quanti sono in questo gruppo. Ma di che ne so, una 20.000. Questi 20.000 terrapiattisti da che parte stanno nel conflitto tra Russia e Ucraina? Sono sicuro che al 100% ti diranno tutti Russia. Questa è la dimostrazione palpabile. Allora, su questo non ti do assolutamente nessun torto. E su Russia, probabilmente anche Israele e Palestina ovviamente stanno dalla parte dei palestinesi, dicono che la NATO è la fonte di tutti i nostri mali, esatto. Dicono che l'Unione Europea è stata fondata per impoverirci, ma vabbè, questo lo dicono anche dei deputati e dei senatori di partiti di centrodestra, ma vabbè, al di là di questo, bene ragazzi, allora finiamo qualche minuto prima, giusto per mandare a cagare Matteo Gazzola, e soprattutto
non per si far fa sentire così, soprattutto per far sentire molto una bella bene canzone. Nano War of Steel. I Nano War of Steel con quale canzone? Con sottosegretari alla presidenza della Repubblica del True Metal featuring Gli Atroci. Benissimo ragazzi, noi vi ringraziamo, vi diamo appuntamento a settimana prossima, grazie per averci seguiti e come sempre cugino, viva i piedi! Della diretta. No, allora ci fermiamo un attimo perché era quasi finita la puntata, avevamo già mandato la musica. Il fatto è che ci sono arrivati dei messaggi meravigliosi, quindi ho detto, cavolo, me ne sono accorto solo adesso, altrimenti non avrei chiuso la puntata. Allora, una persona scrive: unire terrapiattisti e Novax, soprattutto guerra in Ucraina, è proprio un paragone da coglioni. Sono contento, vabbè, di non seguire più questa trasmissione. Siete diventati penosi. Cugino, ma che cavolo vuoi? Ma che cavolo vuoi? È palese. Ma vai a leggere tutti i commenti che sono tutti collegati. Il complotto occidentale della NATO. Ma lo si vede, ma vatti a leggere su Facebook, è una latrina è diventata. No, ma più che altro... Chi è quest'altro? No, ma più che altro... chi è questo qua? Lui dice, unire tutta questa roba, terrapiattisti e Novax non ha senso. Non ha senso, ha senso nel momento in cui il 90% di chi pensa una cosa quasi sicuramente pensa anche l'altro, quindi siete sempre la stessa, probabilmente lo sei anche tu, e cugino, come la possiamo definire questa persona? In modo politicamente corretto, Allora è meglio che lo dica tu, cugino, perché... Vabbè, tu avevi definito Gaz che coccolava persone così... con la scimmie. Ecco, certo, abbiamo dato la scimmie. Chi è quest'altro qua un'altra persona ha scritto: Vitto, vai in Ucraina a farti governare dal democratico Zelensky. Ma magari, ottimo presidente Zelensky, anzi, brinderò quando riceverà il premio Nobel per la pace. E la Mosca sarà nuclearizzata. No, cugino, non puoi dire queste cose, bisogna puntare alla pace. Se nuclearizzi Mosca è guerra totale, poi si distrugge il mondo. Se nuclearizzi Mosca, gli hai distrutto praticamente 3/4 delle loro zone produttive, dai. Ecco. Vabbè signori, adesso chiudiamo per davvero. Grazie per averci seguiti e torniamo ai Nano War of Steel se vi stava piacendo la canzone e come sempre, viva i piedi.
Avete ascoltato I Barbari Eleganti. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Charlie Daniels and Ted, the good Lord lives in Tennessee. I'm going back to the Gator country where the wine and the women are free. There's a gate in the bushes, he's calling my name, Tennessee. Come on, boy, you better make it back home with me. Baby, what's the trouble? Hope that'll look the same. There's a gate in the bushes, Lord, he's calling my name. Oh, Richard Betts, I tell you, Lord, he was born a man with a man. Well, he can't ramble on back to Georgia, I won't give a damn. Elvin Bishop out strutting his stuff with little Miss Kitty Boo. But I'm going back to the Gator country and give me some elbow room. Let's get in the bushes, he's calling my name, Tennessee. Come on, boy, you better bring it back home with me. Then it was trouble, all travel up the same. Let's get in the bushes, Lord, he calling my name. Yep. There's monsters of a riding, there's no searching for